Dottor Matteo Codognotto, buongiorno e grazie per l'ospitalità riservata a qdpnews.it, quotidiano del Piave. La vostra azienda è fortemente radicata nel territorio, ma come vedremo anche nel mondo, possiamo dire. Ci può sintetizzare la storia della vostra azienda? Codognotto nasce nel 1946 grazie all'attività di Attilio Codognotto, mio nonno, che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale acquista due mezzi e acquista dall'esercito i mezzi che venivano dismessi e comincia a fare l'attività di autotrasporto principalmente tra il porto di Venezia e il nord Italia, che all'epoca aveva bisogno di essere ricostruito, per cui principalmente le zone Lombardia e Piemonte, Milano e Torino. Negli anni l'attività è stata presa in mano dai figli, quindi mio padre e i suoi fratelli, e nel 1975, quindi parliamo di circa 50 anni fa, viene creata la società che tuttora opera nel mercato, che è la Fratelli Codognotto. Appunto negli anni l'attività è cresciuta e è passata da essere un, chiamiamolo mero trasportatore stradale, a un operatore logistico che opera non solo il trasporto stradale ma il trasporto intermodale, l'attività appunto di logistica e i trasporti in mare aereo, andando fino all'altro capo del mondo. Oggi l'attività è fatta da un gruppo di circa 800 persone, dislocate in 17 nazioni diverse, in 41 uffici diversi. Produciamo circa 1000 trasporti al giorno, operiamo circa 1000 trasporti al giorno in Europa e oltre, e appunto ci stiamo evolvendo, seguendo i trend del mercato del trasporto e della logistica, verso quelle che sono le modalità di trasporto alternative, la digitalizzazione e la sostenibilità. Rispetto agli esordi, come è cambiato il mondo dei trasporti e della logistica e come la vostra azienda ha saputo rimanere al passo con i tempi dopo una crisi economica e anche una pandemia? Il settore del trasporto, come tutti i settori economici, soprattutto negli ultimi direi 15 anni, ricordiamoci la crisi tra il 2008 e il 2009, la crisi economica tra il 2008 e il 2009 e poi più recentemente la pandemia, che si è portata dietro un momento di mercato economico che ha visto dei picchi in maniera molto ravvicinata tra di loro. Dicevo, il mercato ha visto una serie di cambiamenti, ha vissuto una serie di cambiamenti che ha fatto cambiare il mercato del trasporto e della logistica. Consideriamo che questo settore è sempre stato abbastanza manuale. Manuale intendo che proprio l'attività viene fatta in maniera manuale, l'attività di gestione del trasporto soprattutto viene fatta in maniera manuale, e solamente negli ultimi anni, seguendo quello che sono i trend del commercio elettronico, oggi parliamo di commercio elettronico appunto perché il commercio viene fatto attraverso le tecnologie, il trasporto sta seguendo questo trend e si sta digitalizzando. Per cui oggi noi siamo in grado di gestire le spedizioni con la visibilità in tempo reale, per cui siamo in grado di dare ai nostri clienti in ogni momento la visibilità delle loro spedizioni. Ripeto, è una cosa che nel commercio elettronico siamo abituati ad avere ed è normale ad avere, sul business to business sta iniziando solo negli ultimi anni. Non solo questo, il mercato si sta evolvendo verso una sostenibilità sociale, per cui il fatto di garantire agli autisti un tenore di vita che non sia il modello di autista a cui siamo abituati a pensare, per cui un autista che parte dalla Polonia e guida fino al Portogallo, piuttosto che parta dalla Grecia e guidi fino al Regno Unito, ma un sistema per cui l'autista guidi solo nei cosiddetti primo e ultimo miglio, e dove la tratta principale viene fatta con delle navi o con dei treni,
piuttosto che lavorare sulla sostenibilità ambientale, per cui oltre ad utilizzare modalità alternative al trasporto fatto solo via strada, anche l'utilizzo di carburanti alternativi come il gas, il biogas, il gasolio vegetale, che permettono di ridurre, se non eliminare completamente le emissioni di CO2. Quali sono le prospettive dell'autotrasporto e della logistica in un mondo sempre più digitalizzato e quali sono le sfide che aziende come la vostra sono chiamate ad affrontare? Il mercato sta affrontando la transizione digitale, per cui dematerializzazione di documenti, digitalizzazione di processi che, ripeto, tendenzialmente erano sempre stati molto manuali. A questo dobbiamo aggiungere l'introduzione dell'intelligenza artificiale, che permetterà di velocizzare ulteriormente i processi, di renderli più efficienti, ridurrà la presenza degli errori. Questo, d'altro canto, fa sì che siano necessarie all'interno dell'azienda una serie di competenze che oggi non ci sono, che oggi stanno nascendo nel mercato, per cui da un lato c'è l'opportunità di utilizzare queste tecnologie, dall'altro c'è la sfida di trovare le persone che siano formate in questo senso per poter introdurre all'interno dell'azienda elementi come l'intelligenza artificiale. Non solo questo, se parliamo solo banalmente dei veicoli, oggi siamo abituati a vedere nel mercato sempre più assistenza alla guida nelle vetture, ma questo sta succedendo anche nei veicoli pesanti, per cui si andrà sempre più verso una guida sempre più assistita che evolverà in guida autonoma in tempi, secondo noi, non così lontani. Altre sfide, altre opportunità sono i carburanti alternativi. Come vi dicevo, ad oggi sono disponibili nel mercato sui motori già esistenti carburanti come il bio-GNL o l'HVO, il gasolio vegetale, che permettono emissioni zero, però si sta già parlando di elettrificazione con veicoli a batteria oppure veicoli a idrogeno. Oggi i veicoli a batteria ci sono nel mercato e li stiamo testando. I veicoli a idrogeno non ci sono, ma siamo già seduti ai tavoli europei che stanno decidendo quali saranno le strategie per l'implementazione dell'idrogeno appunto a livello europeo. Il lavoro di camionista è ancora appetito dai giovani? E cosa offre la vostra azienda a chi volesse intraprendere questa professione? Non è un lavoro appetibile e che viene apprezzato dai giovani di sicuro. Noi stiamo facendo tutta una serie di attività per far innamorare i giovani di questo settore, non solo della guida del mezzo pesante, quindi di fare l'autista, ma anche per venire a fare la gestione dei trasporti. Ma per quanto riguarda gli autisti, stiamo sempre più investendo nel trasporto intermodale, e quindi stiamo cercando di garantire al nostro personale viaggiante uno stile di vita che sia il più favorevole possibile. Quindi banalmente essere a casa tutte le sere cerchiamo di garantirlo il più possibile. Consideriamo che un banale trasporto tra il Veneto e la Lombardia, Treviso-Milano, è un trasporto che bisogna essere fortunati per poter essere a casa la sera. Tendenzialmente prevede almeno una notte fuori. Riuscire a fare Milano-Treviso prevede che l'autista non ci riesce con le ore di guida che si hanno oggi, la regolamentazione che c'è, è molto difficile poter essere a casa la sera. Per cui stiamo lavorando sul convertire le più tratte possibili in intermodale, il che prevede appunto di far lavorare gli autisti su tratte sempre più brevi. Oltre a questo, ovviamente, mezzi di ultima generazione che possano garantire un comfort ai livelli massimi che si possa disponibile sul mercato.